Paolo, come quando hai scoperto la musica di Rosa Balistreri la prima volta? La prima volta penso che non posso ricordarla perché appunto noi siciliani nasciamo e cresciamo con la musica di Rosa Balistreri. Io provengo da una famiglia di musicisti, quindi anche nella mia famiglia comunque si parlava sempre spesso di Rosa Balistreri. Mio padre mi raccontava sempre un episodio simpatico, che quando lui da bambino, da ragazzo la vedeva, si spaventava perché lei ad ogni sua apparizione era talmente aggressiva, talmente potente e talmente arrabbiata quando cantava o in qualche modo portava avanti le sue lotte, che faceva quasi paura, talmente era la potenza del personaggio. E questo quindi mi ha portato indubbiamente a interessarmi di lei nel momento in cui ho deciso di usare alcune sue canzoni nel mio film precedente, poi mi sono documentato e ho deciso di portare avanti un film su Rosa Balistreri. Come avete lavorato insieme a Carmen per le decisioni che riguardano proprio la parte musicale del film? Ma ci siamo quasi uccisi, no, sto scherzando. Pesante. Eh, beh, allora, io do la mia visione, poi lei dà la sua naturalmente. No, allora, per me è già stata era già una notizia incredibile quando lei mi ha firmato una lettera di intenti all'inizio del progetto per confermarmi la sua volontà di prendere parte al progetto. E devo dire, questa è una cosa che tengo a sottolineare, ogni volta che noi ci incontravamo, il più delle volte a casa sua, al suo studio, per parlare del progetto, per parlare di Rosa, io andavo via da quella casa elettrizzato perché questa donna riesce a infondere un entusiasmo, un'energia sempre propositiva, ma perché possiamo fare questo, possiamo fare quest'altro. Allora, insomma, ogni volta che ero reduce dai nostri incontri ero contentissimo perché ho detto guarda che bello che un artista così importante e così brava stimi un progetto che le ho proposto io. Questo mi sembrava all'inizio quasi impossibile, poi pian piano ho realizzato che era vero. Sentiamo il tuo punto di vista. Mia madre mi ha detto stai attenta, è palermitano. Soffrirai perché i palermitani sono imprevedibili. Stai attenta, è palermitano. Poi alla fine siamo riusciti, forse è il momento migliore di questa collaborazione, perché Paolo è figlio di due musicisti, una pianista e un direttore d'orchestra molto famoso tra l'altro, e per cui capisce di musica, aveva un'idea molto chiara. La parte più bella è stata quando Paolo si è trasferito a Catania e ha detto ma alla fine a Catania qualcosa di buono c'è, portando un vassoio di dolci. E abbiamo cominciato proprio a lavorare sulle scene definitive. E lì mi sono divertita molto perché abbiamo fatto i bambini, abbiamo giocato. Aspetta, qua lo puoi spostare? Dove c'è questo carretto che arriva? Gambare, me lo hai fatto spostare 1000 volte. E spostalo! Non vi accontentate mai. Proviamo. Ti farà soffrire. Me l'ha detto, mi ha fatto soffrire, ma alla fine eravamo molto contenti. Tania, qual è la grande lezione secondo te che ci ha lasciato Rosa oggi? Che tutto nella vita si risolve, anche le tragedie più potenti, più forti, alla fine con la forza di volontà riesci a superarle e riesci ad essere vincente, quindi non vinta ma vincente, come ha sempre detto Carmen. Da qualche giorno è stata la giornata contro la violenza sulle donne e la storia di Rosa è anche una storia di violenza. Quanto è importante raccontare la sua storia oggi? Io direi che puoi continuare invece tu. Vado io? Beh, è importante nel senso che appunto le vicende tragiche della sua vita, Rosa purtroppo
trovata a confrontarsi sempre con situazioni di violenza, ma violenza a volte circostanziata e giustificata dal periodo storico in cui ci trovavamo. Cioè Rosa è nata nella più arretrata provincia di Agrigento ai tempi, negli anni 30. E quindi la violenza di cui era circondata era la quotidianità, non rappresentava un'eccezione. Quindi Rosa è nata già in un'atmosfera di quel tipo. Poi invece ha avuto, per questo è un personaggio moderno e attuale, ha avuto la forza e la volontà invece di venirne fuori da quella realtà, cioè ha capito, a differenza invece di tante sue evidentemente coetanee, ha capito che quella non era una realtà giusta a cui bisognava sottostare, ma che invece bisognava contrastare e combattere. Per questo è un personaggio molto attuale di cui sono fiero di poterne discutere tutt'oggi, senza che risulti obsoleto. Se oggi capitava a qualcuno, uno come Rosa, gli arrivava una pugnalata, perché non subiva in silenzio. Rispondeva, infatti va a finire in galera perché pugnala il marito per difendersi. Esatto. Quello gli azzicca una forchetta, cioè lei si difende. Oggi qualsiasi femminicida se la passerebbe malissimo se incontrasse una come Rosa. Sì, Male, se la... decisamente.